Senta, come sta andando alla fine la campagna elettorale? La presenza di Pierpaolo Baretta sembra essere sempre, ogni giorno più pesante, più importante. Sì, Pierpaolo è molto impegnato e sta battendo tutti i territori con un'energia che veramente ci aspettavamo da lui perché lo conosciamo, ma è sempre sorprendente. C'è un clima in città che sta cambiando perché è evidente che stanno cominciando a essere sempre più evidenti le mancanze di questi 5 anni di mala amministrazione del sindaco uscente. È chiaro che Pierpaolo Baretta dà una garanzia anche perché è un membro del governo, è una persona stimata e rispettata in città, è un uomo del fare, è un uomo che ha sempre lavorato per portare aiuto a Venezia, per portare fondi, per portare quello che serviva alla città per andare avanti. Non ultimi appunto i fondi che sono arrivati dopo l'alluvione dello scorso novembre, dopo l'Acqua Granda, i fondi che sono arrivati adesso per l'Agenzia per Venezia, per l'Agenzia per il Clima, la ZLS a Marghera. È chiaro che tutto questo è un lavoro del governo nel quale Pierpaolo Baretta insieme ad Andrea Martelli, i nostri esponenti al governo, hanno avuto un ruolo fondamentale. È chiaro che la città è in sofferenza, ci sono molti problemi, nella parte insulare, Venezia e le isole non è stato risolto nessuno dei problemi nello spopolamento, nella crisi del commercio, ma il problema è che è stato trasferito anche in ampie zone della terraferma sia il problema del commercio il commercio di vicinato che sta ormai in estrema difficoltà, sia il problema dello spopolamento. Le stesse zone centrali di Mestre ormai hanno un'offerta prevalentemente turistica e questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare. I sondaggi danno Brugnaro vincente, però invece mi sembra che la vostra struttura comunque di comunicazione, anche di coinvolgimento del vostro progetto, ogni giorno sta erodendo questa certezza. Bah, direi proprio di sì, i sondaggi che sono usciti in questi giorni in realtà sono stati fatti un mese fa, non erano neanche ancora state presentate tutte le liste, non c'erano ancora tutti i candidati sindaci e in un mese le cose cambiano molto velocemente. Ora nei prossimi giorni avremo probabilmente dei sondaggi un po' più freschi su cui lavorare, ma mi sembra chiaro che questi sondaggi di un mese fa non riflettono quello che è il clima in città adesso. Mi sembra che il ballottaggio sia assolutamente alla nostra portata e una volta che c'è il ballottaggio cambia tutto perché poi non è un secondo turno ma è un turno a sé stante e io sono convinto che Pierpaolo Baretta con l'aiuto di tutta la coalizione, con l'aiuto di tutta quella parte di città che soffre il modo in cui la città è amministrata in questo momento potrà darci quella spinta decisiva per riuscire a vincere le elezioni e a veramente a cambiare insieme questa città.